Ok, ci dovremmo essere. Ciao Francone. Va bene. Scusate, adesso sistemando alcune cosette. Bene, dai, bene, grazie. Te Francone, come stai? Come stai, dolce Francone? La nostra vocina. Quanto è bella avere una vocina. Ok. Ok. Oggi l'obiettivo è stare calmi, eh? Ok, ecco il piccolo Amedeo. Cosa c'è piccolo Amedeo? Cosa ha da dire piccolo Amedeo? Cos'ha il piccolo Ame? Addirittura, come a dire, ma tu sei vocina, tu li conquisti con la vocina. Tu hai la cazzo di vocina. Ok, perfetto, ci dovremo essere. Buono. Oggi ragazzi, obiettivo calma, perché non ho voglia di schizzare, non ho proprio voglia, sinceramente. Avevo qualche che... No, ho finito il calciomercato. Infatti non aveva preso un cazzo di nessuno. Che bello. E allora fammi vedere. Trattative non ce ne sono, infatti. Il problema è gli ingaggi che non ne abbiamo. Vediamo la primavera se c'è qualcuno di valido, però non credo. Perché dal prossimo anno teoricamente che arrivano i big Harrington, beh Harrington ragazzi, cioè, parliamo di un gran campioncino, però valgono qualcosa questi, eh? Cazzo. Questi ce li vendiamo il prossimo anno e facciamo cassa. No, dai, non toccate il piccolo Guy, ragazzi, che è la sentenza Guy. La sentenza Guy. Oh no, perso. Vai tranquillo, amiche. Oggi ho la pace dei sensi. Le possiamo perdere anche tutte, dominandole. Io sarò con il sorriso sulle labbra. Sì, basterebbe, ma ripeto, basta non tanto, cioè possiamo perdere anche tutte, basta proprio qualche passaggio di metterlo in porto, perché sono i passaggi come la cosa più fastidiosa della storia dell'umanità. Comunque ho scaricato un bel po' di maglie, per la Serie B purtroppo ho trovato solo una del Perugia 98-99, quella arancione e blu, una roba da orgasmo, e quella del Chievo, della stagione del Chievo dei Miracoli, la seconda maglia, ho messo quella celeste che è bellissima. Altre non le ho trovate purtroppo della Serie B. Come? Ah, non li vendo mai? Perché? No. No, Pep. Ciao Andre. No, Pep, non me lo puoi dire questo, Pep. È vietato ai minori di 18 anni dire questo, Pep. Allora, vediamo se è tutto a posto. Impostazioni generali. 8 minuti, campione. Ok, ciao. Bene. Allora. Che palle, però Pep. Non mi dire così, Pep. Non essere il Pep Guardiola della situation. Io direi di partire, chi se ne fotte. Dobbiamo assolutamente portare a casa la promozione. Allora, gestione, scuole, trattative. Osservazione. No, non mi piace. Non mi piace, non mi piace. Ufficio allenatore. Ecco, vocina, ragazzi. Oh, Gabriele Curti, ti prego, non cominciamo, Curti, ti prego, l'ho scritto nel coso. Per piacere, ti ringrazio, è molto gentile.
Vocina, no, questa me la gioco. Se abbiamo 8 punti a fine live, me lo godo Vocina. Però deve anche farmi un audio di almeno 3 minuti dove mi dice cose bellissime con la sua vocina stupenda. Ci provo, Franco. Ciao Dinosauro Testoni. Quanto me lo godo. Uno dei nomi più curiosi del canale. Ho capito, non me ne frega niente. Non me ne frega un gacchio. Allora, già me l'ha messa lui, perfetto, godo. Ok, abbiamo Crondelli che è un po' morto, la morte di Cron. E anche Camporese, mettiamo Cremonesi. Ciao Darkstar, grande Dark. Dopo vengo per un saluto, se ci siete su Discaz, vengo a salutarvi. Non molto perché ho da fare un po' di cose, tra cui anche aggiornare tutte le magliette che posso, perché mi sto drogando di modo, sapete che io faccio più io più di giocare mod i giochi. Le due taste direzionali. Dino Testone, sì, comunque, ma Giacomo Mazzocco non l'avete ancora messo? Cioè, il buon Giacomino Mazzocco. Allora, Umberto Guccioni, TL98. Un caro benvenuto a tutti amici che ci seguite da Magari del Pierre Nedved, magari, cazzo, siamo al Cino e Lillo del Duca. Si parte ragazzi, pronti a bestemmiare in polacco antico, no dai. Lo stadio è stato risparmiato. Certo, con le nuvole minacciose all'orizzonte che sto vedendo... Solo perché devo cambiare il pallone, però ci ho settato Gigi. Se volete stiamo con Gigi, però io metterei il pallone della Serie B. Resterà vivace ed allegra. Michel. Come volete voi, a me piace tantissimo. Ciao Simone Solà, ciao Simone Lunario. Ciao Lunario. Ciao Laziale Gianpiccolo, quanto ve lo godo Laziale Gianpiccolo. Dai, io lo terrei Gigi Fevernova, guarda Zincaro, dopo non vedo l'ora di vedermi il baffetto di Zincaro su Discord. Voglio la webcam, il Zucco. Vede Ignazio. Oggi sono rilassato, oggi proprio sono tranquillo, oggi possiamo perderle anche tutte. Recoba. Aramu. Adesso come dopo 5 minuti bestemmierà in polacco, ma va bene. Attenzione, Zigoni. Può far tutto Zigo. Lo hanno marcato molto bene, non si è potuto liberare. Compilate questo modulo importante. Sono il classico modulo con scritto: volete entrare nello zoccolo duro? Date un bacino ad Eyman al numero 030589 per poter parlare con lui in maniera ottima. Comunque Zigoni ragazzi ha una velocità, io lo considero il nuovo TT Henry, secondo me è il nuovo Henry. C'erano buone opzioni di passaggio. Ara. Attenzione Cremonesi, pasta a Castel di Sangro. Veneziana, Zigoni, non faceva ridere comunque Cume. Perché il Cume lo sapete che non sono io il Cume è un'entità estratta che gioca, che bestemmia in polacco antico. Quando comincia a sbagliare i passaggi, comincia a fare schifo. Eccolo. Va in modulo. Zucco. Alvaro Recoba. Aramu. Bene, Veneziano lo vedo proprio attivo e sprintoso e gasoso. Sidoti. Attenzione Francesco Sidoti, un uomo bello. Oh, ma ti voglio vedere su Discord. Voglio ammirare la tua bellezza. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Palla giocata in partita veramente di una collosità inaudita, ma io sono tranquillo, come ho scritto. In realtà è scritto ancora a metà stagione, non capisco il perché. Io ho aggiornato il titolo, vabbè. Ma come lo vedete voi? Oggi stiamo tranquilli o porco zio lo prendiamo? O metà stagione? No, io voglio Vocina, io voglio la cazzo di Vocina. No, ecco il Tudo pronto a donare i 200 euro promessi dal Cume per sfamare i suoi 12 membri. Un'ottima opportunità che poteva anche portare a gol. Sì, c'è ancora Crondelli, ma è morto, quindi l'ho messo in panca. Ci vuole Van Gogh. Beh, l'Olanda speriamo, perché il Portogallo non sarà semplice. Attenzione Veneziano con un fisico indecente. Comunque non mi avete ancora detto cosa. Dai, basta, Pep, ti prego. Non avete detto che titolo leggete e se volete che metta il pallone della Serie B o lasciamo Gigi Fevernova. Lascia voi.
Basta che mi rispondete, magari entro le 7 di domani mattina. Vai Rec, vai Rec, vai Rec, registra Rec. Veneziano! E corner. Vai Alvarone. Veneziano in cornata nordica. Sbagliato. Completamente fuori misura. Oggi stiamo calmi, grazie. Il pallone della B, ok. Sì, dai, teniamolo solo per i mondiali, l'esclusiva mondiale. Grazie Gui, grazie Dark, grazie a tutti. Beh, Dark, ragazzi. Mamma mia, che uomo, cioè la cosa è indecente da quanto è figo Dark. Zigoni. Con quella parlata, attenzione. Ottimo intervento. No. Ha fisso il pericolo ed è riuscito ad anticipare la Stiamo giocando di merda comunque. Vabbè, ma sono tranquillo. Ormai adesso diciamo, mi aspetto di tutto, quindi sono tranquillo. Io me lo ripeto 1000 volte nella speranza. Attenzione. No, dai, Zigo. Ottimo disimpegno, fondamentale. Veneziano. Prova la botta. Mamma mia, la botta di colore. Guarda che maglia. Guardate la maglia, ragazzi. Indecente da quanto è bella. Perché il titolo per tenere calma tutti dopo le incazzature di venerdì scorso. Il Cuba ancora. Comunque Zigo molto meglio di Sturridge. Questo è poco ma sicuro. Sturridge è una cosa indecente in 52 stadi. Recuperano il possesso del pallone. Dai però. Primo tempo che finisce qui. Nessuna delle due squadre è riuscita a bucare. Io non la legge, vedete la mia capelli, non ce la faccio più. Sono peggio di una donna isterica. Ora mi faccio schifo. Verso la fine del tempo hanno giocato alla grande. Maglia Questo seducente. potrebbe infondere loro Ascoli vs Venice. Si entrano in campo con il Dai però, grande mamma secondo tempo. mia. 0-0 alla fine del primo tempo, tutto ancora in bilico. Tutto in Fabian Bilica, non so se lo ricordate, ha parato un rigore a Sceva Finora entrambe le squadre si in sono un dimostrate Milan-Venezia. estremamente attente Finito e 2-1 mi concentrate, sembra, se ma non nel è, no, secondo forse tempo non mi ricordo, comincerà questo non me lo ad ricordo, affiorare la forse 2-1. stanchezza e la O situazione pareggio, non mi potrebbe ricordo. cambiare. Cazzo, il lapsus comendiano qua. Oh madonna. Questo è grave. Occhio. Allora, il primo tiro. Mamma mia. Butta di 3 olive, partita balorda. Partita balorda. Non stiamo rischiando per il momento, però non abbiamo fatto niente di che finora. Però partita non da schizzo. Non da schizzo. Perché comunque ci sta. Combattuta, bloccata a centrocampo. Solo che c'ho l'attacco, purtroppo non sono riusciti a prendere nessuno, siamo senza soldi. Sediamo in Serie A, cosa che spero proprio di sì. Bisogna capire come fare perché... Abate. Vabbè, Abate. C'era movimento in panchina, finalmente vediamo chi ha scelto di far entrare in lista. Lo so, ma su quel Corona, con tutte queste cose qua, con i ripescaggi, le robe, è tutto un furto a priori, quindi non so, sinceramente è difficile che commentare, bravo Viviano, Che grande parata. anche se stiamo dormendo. È stato impeccabile, difficile fare meglio di così. Zigoni. Vai Zigo, con la tua velocità supersonica. Veneziano, vede Igna la dà Recobino. Vai Rec, registra Rec. Veneziano, tiro che è una ciofeca obese. Libera tempestivamente. Vai Zucco. Pallone promettente, il Ma difensore no. può spingersi in avanti. L'arbitro interrompe l'azione, credo sia fuori gioco. Sembra che il mister voglia fare un altro Dura a scegliere Giangrosso. Beh, tutte e due a sandwich. Tutte e due a sandwich come andiamo. Esce Zigoni, mettiamo Edigno, mettiamo Rec in avanti. E il super Edigno. E poi togliamo il Zucco e mettiamo Firenze che si è messo male, però Zucco ha fatto cagare. No, Tudo non mi dire così, piccolo Tudo, non mi dire così, che sei bellissimo, sei simpaticissimo, sei un po' curioso, ma non lo posso dire in live, però togliti via quelle cosette che mi hai detto, Tudo, perché hai tutte le qualità per essere un bambino vero e non un bambino di legno. Ricordalo, Tudo.
Dai, prima di cambiare pallone vorrei il golletto, però. Gioca con un pallone lungo. Ci prova. Sì, non dell'Ascoli, Bel però. tiro. Sono andati vicini al gol. È uno che non si fa mai pregare quando si tratta di Cosa? se c'è spazio a sufficienza però va bene a provarci. Il tuo da un bambino di legno. Fa avanzare la manovra. Firenze di forza. Tocco morbido. Ocio. Partita veramente bruttissima. Ha giocato male. Un'azione forse. Edigno. Partita ancora completamente aperta. Vai Edigno. Passaggio Verso la porta. meraviglioso. La appoggia sul Abate, calcio. l'uomo dei cross perfetti. Il Prova a David rimessa la Beckham palla. veneziano. I capelli ci sono. Il colore. Veneziano. Ah, qua sono i tuoi gol. Spara alla porta. Ed evita complicazioni. Edigno. Rec. Veneziano è anche fuori gioco. Veneziano un pachidermo infallibile. Peccato un offside da guardalinea. Stanno provando a cambiare il risultato fino all'ultimo. Uno sforzo encomiabile. Sodoti. Il nuovo giocatore Sodoti. Vai Rec. Registra Rec. Veneziano 1-2 micidiale con Edigno. 1-2 non micidiale. Madonna, Veneziano oggi, cioè, non so, o è andato a zoccole o boh, perché è di una lentezza Sarà disarmante. comunque rimessa in gioco con le mani. 10 minuti, dai, dai, beffiamoli, cazzo. Firenze. La butta Prova un in cross, mezzo. bello, non era brutto. Non era brutto, solo che Veneziano oggi veramente sta guardando le, Offensivo, la ricerca del le pollo risultato sì, c'è. vabbè, le pollastrelle a Deve solo scolare. fortuna. Palla in avanti verso il compagno. Bravissimo Cremonesi. Molinaro. Rec. Recoba. Mamma mia, Veneziano oggi una cosa inaccettabile. Qualcuno avrà ancora energie per provare a segnare in Mamma mia, che estremis. schifo. Adesso lo A prendiamo. sinistra con il passaggio. È libero di creare pericolo. Cross in mezzo. Mamma, guarda, mi va benissimo il pareggio, zio cane. Aia. Bene la palla. Cerca il tiro. Guarda, metto la firma per il pareggio. 0-0 e siamo in recupero. Partita giustissima da pareggiare proprio. Questi sono gli ultimi minuti di gioco. Non Ma devono sì, 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 sprecare tempo in assolutamente. questo possesso palla. Niente da dire. È tutto. L'arbitro dice che può bastare e fischia Dopo la due fine buone, è della gara. colpa del pallone, sto Tornata pallone va di bene per i corso mondiali. deludente, una partita molto tattica, molto bloccata. Ma che gift, forse non l'ho neanche mai viste, cioè veramente sono un attimo destabilizzato. 37-34. Allora, la Venezia Salernitana. Guarda Gai, guarda però Gai, come spam. Come giocatore soffiato. Oh cazzo. No, 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 non può andare, no, non può andare all'America Recoba, se perdo Recoba è finita. Posso anche finire la live. Rinnovo del contratto. Oh, it's bad. Ingaggio annuale. Ecco perché non ho soldi, che sborro solo Recoba. Beh, clausola di soldi c'è 5 milioni. Insomma. Porca troia. Allora, Veneziano 84 bombe. Mamma mia. Rinnoviamo un po'. Allora, premi 2 volte il tasto su. No, no, Guy, no, spero di no, insomma. Cioè. Beh, se lo perdo a quella cifra mi rifaccio la squadra, quindi va bene. L'importante è perderlo a quella cifra. Vabbè, allora. Beh, Viviano comunque lo rinnoviamo. Sempre un anno. Allora, tu. Cazzo, è vero, però Recoba 11 milioni come cazzo glieli do? Ho paura che andrà via per forza, in realtà. 2 milioni mi offre il Brescia. Megoglioni. Sai, sono un po' indeciso, però.
2022. Ah, poi le trasferisco, così perdo anche i soldi. No, scusa. Ma non lo so, sinceramente è un bel casino, questo. Dovrò un attimo capire come funziona, anche se no li perdiamo tutti qua. Bene. Se no lo vendo, cazzo. Ok, siamo contro la Salernitana che ho cercato invano la maglia e non l'ho trovata. Questa è proprio bellissima perché è la partita della stagione 97-98, tra le due squadre più forti in assoluto. E infatti voglio questa, la voglio così, anche se non capirò un cazzo li voglio così. Allora, Aramu per il Zuko e va bene così. Vai. Ah, ok Andrea, perfetto, grazie, grazie caro, grazie, gentilissimo, un fenomeno, un cazzo di idolo. Ok, allora va bene, allora possiamo rinnovarli tutti. Ok, Il sole bacia i grazie. belli, No, dice il basta, ecco, proverbio. questo si fa incazzare, il Adesso sole bacia i non belli. so se noi Vai. siamo proprio belli, ma di certo c'è che oggi pomeriggio il sole ha scelto No, di il pallone, regalarci un po' zio di Ken, sole. vabbè, scusate, dopo lo Benvenuti a tutti cambio. da Fabio Caressa e Luca Marchegiani, ancora una volta insieme per Lo so, raccontarvi i Gabriele, più e i non ho meno di sentito il un'altra pallone, partita di sono una calcio, pippa che obesa. magari per alcuni di voi sarà il modo migliore per terminare un lauto pranzo, ma No, speriamo con il l'auto, cuore di perché rimanere l'auto svegli e pranzo? non vi spinga invece a schiacciare un pisolino. Questo impianto sportivo è la cornice ideale per ospitare incontri di questa Eh sì, importanza. soprattutto uno stadio giovane del 1900. Si è Zigo. cominciato subito, primi tocchi di gioco. Faccio fatica, Zigoni, Veneziano, una Che coppia. Lorenzo! Mamma mia! E sarà una semplice rimessa battuta dal portiere. Sì, ma Caressa, ragazzi, è la cosa più indegna dopo il Big Bang. Cioè. Pallone lungo, in Roba verticale. nostra. Alvaro Recoba, vai Recobino, non andare via. Tu sei il simbolo di questo Venezia che ritornerà ai fasti. Ecco. Na, 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 na. Partenza molto cauta di tutte e due le squadre. Senza di merda. Cambio di fronte. C'è il cambio di lato sull'altra fascia. Abate, prova a fare quel. Può far tutto Aba. Può far tutto Aba. Entrambe le Ma in realtà non formazioni fa stanno niente. giocando al di sotto dei propri Partita standard, collosissima ma anche bastano questa per il episodi di momento. questa sfida. Si vede che quando ricomincia a giocare è così, a sto punto l'avevo capito. Quindi relax. Come che la vinciamo questa? 1-0, gol Legge di. bene l'azione, blocca il pallone. Fa avanzare Gol di Viviano l'azione su per calcio calcio d'angolo. lungo. Vai Rec. Dai. Thomas Sertò. Felipe Curcio. C'è la palla lunga in avanti. Bravissimo, qua Michel ha fatto un intervento alla Michelotto, alla Maurizio Cerca il pallone Michelotto. filtrante, ma c'è il recupero della difesa. L'idea del passaggio era giusta, gli è mancata la sensibilità nell'esecuzione del gesto tecnico. Mamma mia che cessi che siamo. Che cessi ambulanti. Non riesce a mantenere il possesso. Scodella in avanti. Niente, si scodella. Pallone intercettato. Veneziano, stavolta usa il fisico finalmente Veneziano. Veneziano, Bombercume. Ma cosa fa? No ragazzi, il Cume veramente ha fatto una sessione di zoccole tutta la settimana perché è irriconoscibile il Cume. Meno male che c'è Miche e Michelotto. Zigoni. Vai Zigo. Vince il duello fisico e fa su il pallone. Merda. Impossibile tirare in queste condizioni, lo hanno intrappolato. Lungo passaggio in avanti. Zigoni Palla di nuovo e sul Veneziano pallone. sono due giocatori di una velocità disarmante. Vabbè, Veneziano è una roba da piangere. Caraio. Cioè, Gigi Palla in Prova a confronto era un velocizzare il gioco big. con la verticalizzazione. Quanto mi manca Gigi Palla. Che uomo Gigi Palla. Felipe Curcio.
Così sì, Tudo, assolutamente non ti posso dare torto, dolce Tudo. Scodella in avanti. Riceve in ottima posizione. Niente. Camporese, Dai, Rec, molto registrami solido un il suo gol. intervento difensivo, non si è fatto superare. Credo che l'affollamento in area alla fine gli abbia impedito di calciare in porta con la dovuta precisione. Vicino Recoba, vai Recoba, se ne va, Recoba, Se ne attenzione, va. cost to cost di Recoba, non sembra neanche lui! Mamma mia! Recoba! Non so come, ma è riuscito a fare praticamente 70 metri di campo e la mette dentro. Mamma mia, Recoba! Ma dentro l'area di rigore è stato bravissimo a mantenere la freddezza fino all'ultimo e poi è andato a colpo sicuro. Mamma mia, Recovino, che roba, che roba! 1-0 dunque. Una rete importante che costringe gli avversari a reagire. Ora la partita si E c'è fa Cino 05, ragazzi, proprio adesso che segna Recoba. Pazzesco, pazzesco. A Sant'Elena, il Pierluigi Penzo, Conquista il pallone. 1-0. Arriva il fischio dell'arbitro, può bastare per questo primo tempo. Le squadre escono dal campo dopo i primi 45 minuti. Tutto il bimbo di legno che vuole diventare un bambino vero. La partita è ancora lunga. I tifosi e i giocatori saranno certamente soddisfatti di questo punteggio. Ora hanno altri 45 minuti per difendere il Quello col vantaggio. passaporto falso, sì, ma Recoba, ragazzi, si è fatti miliardi grazie ai 6 mesi a Venezia, che ha strappato il contratto più incredibile del momento, la giocatore più pagato. Il Venezia Grazie a deve noi, scegliere Crondelli. che strategia adottare ora. Continuare a spingere Zigoni, e cercare bellissimo un di altro notte gol. Zigo. Zigo è veramente il classico uomo che di notte al buio, senza neanche una lampadina, è Sicuro non perfetto. possono pensare solo a difendersi, sarebbe Bellissimo, troppo madonna, ma che cazzo. Oh. Difesa energica e decisa. Buono Crondelli, Zigoni. bravo Zigo. Crondelli, Molinaro, vai Molinaro. Cross per Veneziano, deve sbloccarci il cume. Molinaro la mette in mezzo. Invece va Zigoni che fa una cosa, Recoba per Crondelli. Vai Rec. No, Rec fa una cagata ma recupera bene. Passaggio sulla destra. Veneziano, Il direttore di gara decreta fallo? un calcio di punizione. non l'ho capito. Proviamo il missile terrare di Recoba da 60.000 metri. Bello. Troppo alto. Questa volta davvero esagerato, non aveva proprio speranze di segnare da lì. O se qualcuno conosce modi per tirare le punizioni anche da lontano, dei trucchetti per fare punizioni perfette, visto che il computer segna sempre, scrivetemelo pure, Lungo passaggio in avanti. Palla intercettata. Bravo Modulo. Bravissimo Rec. Prova a giocarla in profondità. Veneziano, Gioca assist un per pallone Zigo. lungo. Niente. Però la serenità non ha paura. Allontana con forza. Il quarto uomo mostra il tabellone luminoso con i numeri di chi sale e di chi scende. Vai Crondelli. Michel. Veneziano, bravissimo per il Zigo. Zigoni. Può essere Mamma certo soddisfatto della sua Un conclusione. Zigoni pressoché Riesce a controllare il infallibile. pallone così, si semplifica la giocata. È chiaro che poi bisogna calciare meglio. E Digno che ragazzi cacà in confronto è scandaloso. Molinaro e Abate sono morti. L'allenatore stava dando istruzioni ai suoi in panchina. Non hai torto, di Gui. alterare la formazione. Non hai torto, Proveranno dolce a Gui. sfruttare la velocità del nuovo entrato per mettere in apprensione gli avversari. Com'è bello far l'amore dopo lei ma in giù. Devo cavare il pallone, C'è ricordatemelo. la palla lunga in avanti. Modulo si è fatto Modulo. pronto. Michel. E Digno, eccolo qua, il Lehman di colore. La situazione con una giocata Se magari giocasse come mamma mia, Lehman poi, Lehman che è comunque il gol a Cagliari, mamma mia ragazzi. Che bello Lehman a Cagliari. Attenzione Recoba e il come si svegliano. Non sono errori da veneziano senza questi. troppi complimenti. Peccato perché si era venuto a creare un'occasione Recoba quando gioca ragazzi, sono dolori. E Digno, Rec, vuole far scegliere il come a tutti i costi. Veneziano, eccolo qua! Si gira da fenomeno. Mamma, eccoli qua i gol del Cume.
Edigno, perfetto. Recoba maestoso. Veneziano si gira e con la sua fisicata la butta dentro. Di rabbia, di rabbia. 2 gol di vantaggio e partita in discesa. Ma è circa lo stesso, siccome i parametri sono quelli, lento, bravo di testa, bravo al volo, un po' come il Cume vero, quindi così sì, come prima di tutti gli infortuni e condizioni fisiche da fisico da sollevatore di polemiche. Giannetti allarga il gioco con palloni a sinistra. Brutto Bah. intervento fuori tempo, calcio di punizione. Buono, 2-0, stiamo giocando, la squadra c'è, mi piace. Che c'è, stiamo facendo... è vero, siamo contro Gattusino anche. Niente, quando comincio a fare le live che sboccio, Schiaccia il piede sull'acceleratore. mi va la Situazione saliva anche spinosa, sul ma il culo, suo intervento cazzo. è Niente stato da proprio fare, viziato. per me le live sono disastrose. Cerci, pallone lungo in verticale. Gattusino non si è molto visto però, Ottimo il fraseggio. Riceve il passaggio. Pallone alto nello spazio. Modolo era ben Modulo, vabbè, posizionato, vabbè. ha intercettato il pallone. Aramu, Venezia veramente ha fatto il minimo indispensabile. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Ecco, cerchiamo di non prendere sonno però adesso, grazie. Rec. Però voglio giocatori, cazzo, cioè devo fare qualche Ottima acquisto pressione la perché sua. voglio vedermi Palla un po' di recuperata. giocatori nuovi. Cioè, da pare che sennò in serie, torniamo subito in Serie B, Modolo prende il fallo. Non lo so, Cino, ci avevo pensato a Formula 1. Non lo so. Stanno giocando pochissimo a Formula 1 purtroppo. Sto giocando un po' da solo, sono con la Force Tiro. India, con la Racing Point, che è anche la prima scuderia nel gioco, la seconda stagione è la scuderia più Ricontrasviscerci. forte proprio. Oh! Però non lo so. Se trovo modi Michele. interessanti ci posso pensare. Recoba. La mette in avanti. Anche perché esce a L'azione luglio si il stava gioco. facendo pericolosa, ma ha preso bene il tempo e si è messo in mezzo. Ha dimostrato grande Vardia. reattività, non si è lasciato sorprendere. Capezzi. Prova a velocizzare il gioco con la Credo che Sainz la verticalizzazione. Ferrari è una delusione comunque, Felicione, mamma di mia. forza. Proprio non mi piace. Su Apà magari. Recoba. Vai Rec, 2-0, E c'è il ok. boato del pubblico, si chiude la sfida, triplice fischio dell'arbitro. Una vittoria assolutamente meritata. Sono Vediamo, scesi in dai. campo concentrati, si è visto subito, hanno dato il massimo. Corona Adesso sì, ho possono 10 esultare. Corona. E invece la tua analisi Ma di la mia questa proprio da gara qual è, sempre, io quando Luca? parlo Io non lo tanto, dico perché soprattutto sono in stato in live, portiere, però mi oggi la si squadra ferma proprio il era ben catarro organizzata, e c'erano comincio giocatori. Oggi la squadra che era sono dimostrata, vecchio, non ho mica la vostra quindi età, non sono mica bello, giovane, con la fisicata come voi. Ho 5 punti di vantaggio, intanto. Ok, gol partita nei premi in minus. Vediamo se Recoba rimane. Ok, vediamo se è così. Ah, solo 100... Madonna, quanto me lo godo quest'uomo, Andre. Ma me lo metterei nello zoccolo solo per quello che mi ha detto. No, i coglioni... Perché? Ma quindi... Sono a meno... No, fioi. Cazzo. Merda. Ma adesso cosa faccio? Andre, fallisco? No, fioi, è finita? Se no devo vendere a Molinaro, fioi, che sporo. Cosa faccio? Vendo a Molinaro per stare più tranquillo? Mezzigoni non lo tengo, modulo.
Lo vendono? Molinari è un vecchiaccio, ovviamente. Però a sinistra dopo abbiamo solo un giocatore, però, eh. Cazzo. No, il Tudo, grazie, non serve. Grazie, dolce Tudo. Vabbè, Vacca lo vendiamo intanto, facciamo cassa. Sì, cassa. Sì, però, guarda che brutti. Però il problema è sì, che dopo a sinistra abbiamo solo uno, raga. Madonna, mi sto cagando addosso. No, no. Beh, vediamo per Formula 1, però so, beh no, MotoGP non lo continuo, mi sta piacendo, quindi cioè, l'ho mollato le altre volte perché cioè, proprio non mi piaceva, poi ho fatto dei ritiri, mi sta gasando. Sapete che io amo i ritiri perché almeno rende tutto più, come si dice, più imprevedibile. Vabbè, ascolta, avendo Molinaro, però essere brutta per la promozione perché aveva una squadra cortissima. Sì, ok. Sì, sì, lo vendo, sono più tranquillo così. Zio. Vai. Ok. Come? Come? No, ma perché me li mette tutti là? Me li mette? Ma zio Ken, ma perché me li metti tutti sul budget? No. Ok, Radio 104. Che inculata. Ho venuto un giocatore per niente. No, Zuccolini ci serve. Eh... Zio, che... Vabbè, almeno abbiamo 9 milioni, però... Ma c'è un modo per avere più budget ingaggi? Cioè, c'è qualcosa che si può fare, cazzo, perché... Porca troia. Speravo che non è come Football Manager che poi cambia Felicioli e Bacezza. E Fiordaliso che però è destro in realtà. Brutto errore, siamo indeboliti da questa campagna acquisti, eh? Bene. Un terzino della... sì, bravi, assolutamente, perché sennò... Vediamo, sì, vediamo se vale la pena, però... No, penso un attimo... Aspetta, dov'è la primavera? No, sono impanicato, eccola qua. Texeira. Vabbè. Com'è? Ma posso vedere com'è? Beh, veloce, veloce. Dal menu vai ufficio allenatore. No, cazzo, ok. Ufficio allenatore. Impostazione budget. Adesso vado, questa sera lo prendiamo. Che... non posso, sì, grande come, sei un grande rincoglionito. Ora dove devo andare che non mi ricordo già più. Menu, vai ufficio allenatore. Dov'è il menu? Ok. Postazioni budget. Il bonus. Tutto ingaggi però qua. Entrate, clausole, contratto, ingaggi, bonus idolo, ingaggi, pagamento. Paga maggior trasferimenti. Ma la vedo un po' duretta, eh. Cagatissima, vai, ormai è andata. Crisi profonda. Ancora. Ho appena arrivato il contratto, scusami, cazzo volete? Sì, lui fa, sì, ma la clausola di Sissoria. Dio santo. Ragazzi, Recoba se ne va il prossimo anno, va al Club America, cioè, ma porca puttana. Il prossimo anno ci rifacciamo la squadra, però...
Ragazzi, Recoba se ne va, spero il prossimo anno ormai. Per carità, guadagniamo tantissimo, però... Però la vedo brutta. Eh. Ma subito ce l'ha tolto? No, ma come mai subito? Beh, è finita allora. Non ho parole. Se dobbiamo comprare un giocatore ce la facciamo forse uno a prenderlo, spero. Ma perché sta roba? Spero compro Shevchenko adesso, se vuole venire. Scusa, non ho neanche i soldi per l'ingaggio. Ma zio, che... Ma zio, che... No, ma non prendiamo neanche Sheva, Fioi. No, sono scioccato. Non so come sia possibile averlo perso così, sinceramente. No, le leggende ci sono, ma sono delle... Ah, ma sono... Sì, però che sfiga, cioè, ma porca troia. Verrebbe anche, vabbè. Non ci voglio credere, non ci voglio credere. Sono scioccato. Sono scioccato, ragazzi, veramente. C'è Maradona e lista trasferimento. Adriano. Vediamo che ingaggio un po'. Sì, vabbè, che sporge. No, parole. Sì, sì, adesso me lo rinnovo, però sono un po' depresso, ragazzi. Beh, tu potrei anche provare a prendere, se magari KK13, l'unico forte qua è tu. Cosa? Sì, vabbè, ma che sporo però, cioè, ma... Ma tanto, ragazzi, io penso che comunque se deve andare via va via, la clausola è quella. Cioè, non ho molto da fare in questo caso. Non ho parole, sinceramente. Ascolta, a sto punto le genere non possiamo permettercele. Fai pensare. Sono scioccato. A sto punto proviamo. Scusa, Haaland, Holland, Eland. Cioè, a sto punto. $61 milioni.
Oh, è arrivato il bode, ragazzi. No, se è lui, perché come si dice? Ah, sì, è lui, no, penso sia dal logo, perché c'è uno uguale che si chiama così, che è la stessa cosa, la stessa foto, lo stesso nome. Giampaolo. Smette di lamentarti, bastardo di merda. Ho perso le coma che doveva essere il giocatore della squadra. Da morti. Cioè, non so. Saltella si segna Bodelli. Ma porca troia. Che bello. Oddio. Che bello. Aspetta, devo anche rinnovarmi, che se no succede. Vediamo. Shevchenko chiaramente non verrà mai. Niente, è finito il mercato, fallito. Vabbè, giustamente, sono un fallito. No, ma che spot. Giochiamo con i morti adesso. Rinnovo del contratto. Appena firmato. Oh, che spot. C'è proprio che paura. 300 milioni di euro. Ciao. Va bene, è finita, raga. No, ma perché? No, ancora possiamo, dai. Sto capendo più niente, ragazzi. Sono destabilizzato. Ho 264 milioni, ma non ho una squadra. Bene. Allora, dai, datemi qualche giocatore. No, ma no, no, io non posso cambiare il budget, purtroppo. Prendi Maradona, sì, ma costa 40 milioni di ingaggio. Non c'è il Bode. Non c'è il Bode, non c'è. Bode, dammi una mano te, supportami, cazzo. Oh, ragazzi, il Bode ormai qua non mi considera più, sono solo una puttanella che ogni tanto mi chiama, ma proprio raro. Che spazio. Van Nistelrooy. Compriamo Rud. Ah, basta, ho finito. Non posso più comprare nessuno. Ora che va a tutti a fare in culo. Basta, spero di andare in C. Va, cagare. Beh, insomma. Sì, ho capito, ma le Coba, uomo copertina, maglietta del Venezia storica, c'è che sboccio, le ho fatte tutte, no, deve andare via. Basta, non potevo comprare più nessuno, basta, sorti i coglioni. Gestione squadra, cioè, ma guardatelo, c'è le Coba, ma l'America, ma mi sembra possibile una cosa del genere? Devo seguire, deve vincere la Libertadores a questo punto. Cioè... Il grande mercato di riparazione, ho perso Molinaro e le coppe. No, non che credo. Libertadores. Cioè, pretendo... Ah, siamo con i turni preliminari. Meno male che... Mercato... Allora basta, mi rifiuto. Andiamo a giocare. Ciao, basta. Sciolti il cazzo, mamma. Oh, bene, con chi giochiamo? Aramo. No, beh, Digno adesso. Ecco qua, sboccerai Digno, ragazzi, me lo sento. Beh. No, ho sbagliato anche maglia, ho messo la maglia di merda, ma no, sei un tonto. Sei un po' di... È rimasto... Squadra di merda. Perderemo il primo posto subito. Sì, veramente, comunque. Buon pomeriggio, è il vostro Fabio Caressa che vi parla, pronto a raccontarvi questa sfida. Tutti all'America. Regola per rivelarsi spettacolare. Peccato solo che il tempo E adesso giochiamo con i morti. C'è le cover all'idolo, assist gol. E hanno cambiato neanche il pallone, ancora Gigi c'è ancora Gigi Pernova. Panico. Chi si è portato l'ombrello ha fatto bene. Ma stai zitto, adesso le vinciamo tutte, adesso le vinciamo tutte con 10 gol a partita di È Zigoni. sicuramente un valore aggiunto allo spettacolo che ci attende sul rettangolo di gioco. Ma che fosse veri Skycast. È cominciato subito, primi tocchi di gioco. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Ci avrebbe sì Bodelli qua, arma letale, cazzo. Magari. Colpisce. Ma è già andato via il Bode. Il Bode è cosa di merda a fare di vedere un Venezia allo sbaraglio che doveva fare grandi acquisti a gennaio, perdere come il miglior uomo in Molinaro. Che bello. Ottimo intervento. Ha fisso il Ma Zocco, è successo l'impossibile. Mazza. E gioco con la mano di merda oltretutto, che ho sbagliato. Guarda, lasciamo perdere.
passaggio, pericolo. Ora è Digno, eccolo qua il nuovo Kakà, eccolo qua è Digno, le vinciamo, sarà Digno, sarà lui a portarci alla gloria. Sì, però sta cosa che il Club America 260 milioni. La gioca sulla destra, e Temai, Felicioli, di forza. Si spinge in avanti. Grande Matt, mi ha scritto su Steam, però sono scioccato. Frutto della grande intelligenza tattica del Meno male c'era l'attaccante veloce. Sì, mi sembra evidente. Ha deciso di alzare il Adesso è veramente un miracolo, ragazzi, andare in Serie A. coraggiosa, ma che alla fine Adesso è veramente un miracolo, perché è stata premiata con Recoba comunque era il valore aggiunto, che ci poteva dare veramente una grossa mano, perderlo così. Zigoni riceve la palla. Veneziano è sotto shock, cioè guardatelo, Veneziano è sotto shock. Ma tutto il mondo è sotto shock, ragazzi. Il Club America ha più soldi del City. Voleva tornare in Sud America. Sì, finanziato dai Narcos, veramente. Tutti che mi scrivono su Steam. Stanno cercando di non subire gol nel bel mezzo del primo tempo, cosa che si è verificata. Adesso con il cuore, ragazzi, se voglio un supporto della chat obeso. Stasera sono tranquillo, ma sono scioccato. Abate però non l'ho perso, però questo è già un passo avanti. Si libera della palla ed evita complicazioni. Ma è bello che non sarà successo a nessuno che fa la serie su PES di perdere un giocatore così. Succede a me, in live oltretutto. E magari non è... Zigo! Non ci credo. Magari non in live potevo magheggiarla in qualche modo. Ma secondo me era programmato, dovevo perderlo per forza. Non potevi fare niente. Se perdi qualche partita e non ci sta, puoi anche farlo, ma il mercato è così. Quando devi perdere un giocatore lo perdi. Niente da fare. Ma la cifra è altissima, solo che non ho potuto comprare nessuno. Attenzione, Zigo! E silenzio! Che ce frega dell'Uruguagio, noi ci abbiamo Zigo gol. Guarda che male di merda, però. Incomprensibile per giocatori di questo livello. Evidentemente manca loro la tranquillità. No, non l'ho venduto, è andato via. Adesso senza le copie, se senza le copie le vinciamo tutte, rido. Dopo dobbiamo capire però il budget dei stipendi, perché se alziamo un po', non so come, ma proviamoci, perché se no è impossibile, fiori. E ancora una volta questa squadra è andata in gol sul finire del primo tempo. Ormai sembra essere diventato... Mamma mia, sontuoso Zigoni. Ecco Igna, è lui il nostro David Beckham. Ed Igno. Dai Crondelli. Venezianone. Madonna, Zigoni sembra un misto tra Van Basten, Sheva e Van Nistelrooy. Occhio ai tanti centimetri presenti al No, centro devo cambiare i tiratori, tutto. Cinque pagare per Zigoni volentieri. Mamma mia, comunque Venezia di cuore. Chiaramente la tifoseria non ce l'ha con Veneziano, non è colpa mia. Edigno! Salva la sua porta. Ha fatto tutta la perfezione. E arriva alla fine del primo tempo. Dopo il teclando si prende nel campo. Le squadre escono dal campo per i primi 45 minuti. Una sola rete messa a segno finora, ma siamo 1-0, il Bode c'è, ma non ci caga. C'è un ottimo movimento senza palla, i passaggi sono precisi. Il Bode non ci caga. personale. Non vede che stiamo giocando con Zigoni in campo. Non ha un po' di solidarietà per un uomo che sta giocando con Edinho e Zigoni. Veneziano, però c'è Veneziano, c'è il missile. Buono lo stop e il tiro di prima intenzione, purtroppo non ha trovato il gol. Ah, bello, bella sta cosa che vedere live dello zoccolo. Senza rincorsa. Certo, la difesa gli ha concesso troppo spazio. Sulla destra. Ma io posso partecipare alle live Ottima giocata. col Club America, posso? Crondelli di cuore, Cron di cuore. No, ma ce lo ricompriamo le coba. Io ho bisogno di André. C'è il lungo pallone in avanti. Passaggio intercettato. Io ho bisogno di André La gioca in profondità. per capire come fare
come impostare il budget, perché comunque cioè, io ho messo, in Un'avuta realtà ho messo fortuna con il pochissime suo possibilità di suggerimento acquisto, quindi per contropiede. quello mi fa Buona strano, l'intenzione cioè, ho del messo passaggio, ma non ha mai dato trasferimenti bene perché gli basso, avversari non è cioè, stato cazzo, difficile trasferimenti fermare il basso, non mi segno. aspettavo un'offerta così. Zuko, dai, madonna, il cume. Lancia il pallone in avanti. No, Sheva costa 12 milioni di ingaggio. Comunque siamo in B, ragazzi, che non viene nessuno. Zigoni. Barba Poverelli, guarda, con Zigoni è intenzione. veramente stoico, Zigo, solo che non abbiamo più ricambi, cioè. Moriremo. Finché possiamo dobbiamo fare punti, cercare di accumulare un vantaggio e pregare. Palla lunga Oh, a Rocco cercare il Barocco, lo compagno davanti. stilista. Palla oltre la linea, gioco fermo. L'allenatore decide che è il momento di inserire forze Sì, in sì, pista. Andre, ma La allora tu prima dici che se io sostituzione non ha aumento il portato i risultati budget sperati. e il Ora c'è budget un altro cambio, se si vediamo se la cambia lo squadra ne stesso avrà anche se lo beneficio. cioè posso cambiare il budget degli ingaggi Schiattarella. di trasferimento ovviamente non serve, ma gli Gioca con il ingaggi pallone posso del alzarlo un giocare. po' oppure l'ho scelto Scambia la sul prima volta e non pallone. posso più farlo. Michel. No, 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 bravissimo modulo. Il Benevento ha fatto bene in questa occasione. Deve continuare così. Non hanno altra No, ma scelta. questo ci sta Devono io, per buttarsi in carità, avanti. possono anche starci di perdere un Assolutamente. giocatore, uno paga la clausola e va bene, ma io voglio capire se posso alzare i miei stipendi, il mio budget stipendi. Questo sto cercando di capire, perché sennò cioè, sarà dura, se ci compriamo un giocatore forte alla volta, se diventeremo una buona squadra forse nel 60, Grande cioè non possiamo prendere le movimento nello leggende, spazio. ecco. Le leggende sicuramente no. Ciao Vincenzo Petulla, ciao caro. Intanto ringrazio chi è in live, veramente grazie nel vedere Schiattarella. lo scempio Può veneziano. segnare da lì. Cerca il passaggio profondo. Occhio, almeno cerchiamo di tenere la Pericolo. vittoria. Errore qui, pallone sprecato. Allora, chi è morto? Edinho è A morto, questo punto mettiamo le Brecce Aramo. non possono restare nella loro metà campo, devono Zuculini, proporsi in avanti, pur mettiamo senza sbilanciarsi Firenze troppo. e togliamo David Beckham e mettiamo Lakicevic. Il pallone ha superato la linea, rimessa laterale. Ciao Antonio Piccola. Fa sportellate con il suo marcatore. Aiai, stanno correndo rischi da Ai ai! Che Devono sfiga, non pareggiare e fanno bene a potevo prendersi vendere qualche Edinho, rischio anche i no? difensori per accompagnare la manovra. Decidono di giocarla all'indietro. Ok, dai, sarebbe bello 1-0, gol di Zigo. Sembrano aver eretto un muro in difesa. Vaffanculo anche il mercato comunque. Si fa vedere. Palla di nuovo sotto il loro controllo. Prova a verticalizzare. La appoggia sulla fascia. Cioè, proprio i pochi tifosi giunti a Benevento sono Numero. comunque in uno Vediamo se stato crossa. di demenza senile, non so, Passaggio in avanti. di qualcosa, perché cioè, nessuno può crederci. Per quello, Il cioè, abbiamo visto una Benevento cosa calcia di senza punizione. senso. Sembra che l'arbitro voglia intervenire. Sì, non la passa liscia, si prende un cartellino. Io non- Grande, piccola Amedeo. Il Benevento non brilla per correre. È un grande Ma riflesso poi le avevo qui. appena rinnovato il contratto a Recoba, è questo che non capisco. Palla Vabbè. dentro di Sau. No! La vittoria è fondamentale, dobbiamo fare più vittorie possibile finché la squadra non Si muore. chiude dunque la sfida con il fischio Buon dell'arbitro. 1-0, bravo Una Zigo, grande schiamavo il pallone, compattezza grazie. difensiva e un solo squillo davanti. Questo è bastato a vincere la partita. Ok, dai, il vantaggio, un po' di vantaggio c'è, però. Venezia-Livorno. Allora.
Capitano diventa il cume, punizioni. No, aspetta, piuttosto. Sono scioccato. Il Digno è una merda ovunque, bene. Ma adesso ricordiamoci di cambiare il pallone. Notte, notte, Guccioni, notte. Non posso, scusa, non posso. Non posso cambiare, perché non posso? Eh sì, fondamentale. Cioè non posso fare impostazioni, però. Ma non c'era Lucarelli. Vabbè, lo cambio dal menu principale, allora sì. Salviamo. Allora. Sì, sì, ma sono scioccato. Dove lo cambio però? Ma scusa, ma in realtà non dovrebbe essere tra i palloni predefiniti della Serie B. Questo è strano però. Scusa, competizioni. Italia. C'è già. Ma non vorrei che a questo punto ho fatto qualche cazzata, cioè magari, come si dice, installando quello, gioco solo con quello forse. Sto guardando una cosa, ragazzi, scusate, voglio capire. Ah, così vi faccio vedere qualche chicca, dai. Faccio vedere qualche chicca, ve la meritate. Qualche maglia storica che ho messo. Beh, non male, cos'è, ragazzi? E poi vi faccio vedere un'altra. Ho messo per esempio quella dell'Inter, ho messo quella della Coppa UEFA. Però per esempio, ma faccio un regalo. Oh. No, no, adesso va, adesso giochiamo. Guardate. Aspetta, sì, perché ho visto brutto, ho detto che cazzo. Panico. Serie A. Per Lazio, perché visto che ci sono tanti laziali romanisti, comunque. Vi regalo due chicche che. Ciao. Eccole qua, ragazzi, godetevele. Queste sono maglie che non hanno un senso logico da quanto sono belle. Vabbè, volevo far vedere questa cosa. A sto punto, forse impostazioni di sistema. No, ancora impostazioni generali. Non posso fare niente, ho paura che forse devo tenermi quel pallone, ragazzi. Mi sembra strano, però. Forse scaricando quello posso giocare solo con quello. Vabbè. Vabbè, chiaramente adesso non vado a rompermi le balle. Carica. No, facciamo continuo, scusa. Che carica. Ma che. No, adesso dobbiamo giocare che solo non capisco sinceramente.
molto strano però, Ma... allora, dai, concentriamoci con Livorno, con la maglia stupenda. Diciamo comunque, raga, sono un po' deluso, sono sincero, perché perdere così le Copa mi dispiace. Dobbiamo riscattarci anni in Serie A e cercando di comprare giocatori belli, importanti e fare una bella rosa, perché abbiamo perso comunque giocatori di punta. Bene, tutto, sono contento, cazzo, però sono un po' depresso. Le previsioni meteo avevano Vai. premesso bel tempo e a quanto pare hanno indovinato. Cielo sereno, Se vinciamo questa abbiamo molte chance. Nemmeno l'ombra di una nuvola. Condizioni si coordina per Veneziano subito. La squadra è proprio arrabbiata, proprio quello che è successo, si vede. Non ha sbagliato nulla, ma l'estremo difensore ha mantenuto la calma e ha reagito. Sì, l'unica leggenda, veramente, cioè... Sì, dopo vengo a darvi proprio un saluto su Discord. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. Palla lunga a cercare il compagno in avanti. Dai, che va adesso, proprio perché abbiamo, diciamo, questa delusione di aver perso Ricobino. Magari è la volta che veramente vinciamo il campionato di Serie B. Sarebbe bello, cazzo. Poteva diventare davvero pericolosa. Perché l'anno con lo Zoccolo non siamo andati sì in Serie A, ma non abbiamo vinto il campionato. Siamo andati secondi o terzi, non mi ricordo. Zigoni. Vai Zigo. Intercetta e sbroglia una situazione che si faceva molto Zigo pericolosa. Per Veneziano. E lui adesso la stella della squadra, fa già ridere così. Abate. Prova ad andare via con eleganza. Zucco. Edigno. È un'occasione. Bello. Che salvataggio da parte del portiere. Ma Zocco, non è colpa mia, zio Bono. Ah sì, il Palermo. Passaggio in avanti. Perde il duello fisico con l'avversario. Dai, come capitano ha preso lui le redini della squadra. Silvestre. Gatto Silvestre. Il portiere la calcia lontano. Torneranno le leggende, ve lo prometto. Però serve la Serie A per forza. Cerca di pescare il compagno col filtrante. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Mazzeo. In Serie A non sarebbe mai andato via Recoba, forse se è andato in Serie B era più attratto dal club A, siamo perdere. Come sceva col Milan. Beh, la coppia Cume André è da piantino. Anche se vorrei Sheva Rud, sinceramente. Sheva Rud è il mio obiettivo. Con Veneziano magari riserva. Oh, Veneziano sente riserva e comincia a scatenarsi. Bellissimo tiro, bella parata. Comunque la squadra c'è. E Digno non ci voglio. Intervento a liberare. Edigno. Veneziano, no, ma era... Vabbè, preferivo darla a Edigno. Abate! Edigno si segnava di testa come Eyman con la Juve, giuro che veniva giù lo stadio. La conclusione è uscita, peccato, nemmeno avrebbe potuto impegnare il portiere. Beh, hai vinto, vabbè, hai vinto, va. Non è la stessa cosa, Zinca. Tu hai già trovato tutto pronto con i miei giocatori. E io che ho creato il tutto, quindi la prima stagione come potevo vincere? Avevo giocatori che erano merde umane. Ma Zincare è così, con quei suoi baffetti alla Adolf. Non ammette repliche, è lui il numero 1 di PES. È lui che ha creato PES. Insieme a Paolo Konami. Lui e Paolo Konami l'hanno creato. Che bella storia, ragazzi. E poi c'è il bambino. E poi c'è il bambino di legno. Mazzeo. Mazzeo. Prova la giocata di Fino. Deve buttare dentro un cross. E l'arbitro assegna un calcio di punizione a seguito del fallo.
Basta Zinca, basta porco lodro. Ora scommetto che se facciamo una C'è il colpo di sfida, testa. se facciamo una sfida 1 contro 1 non capisci niente, caro Zinca. Perché tu sei troppo attratto da me e quindi non ce la fai a battermi. Un Comunque stiamo ottimo colpo perdendo. di testa, ma bisogna dire che la Catroia. punizione era veramente perfetta. Ha colpito bene, con Grande perfetta Cino, coordinazione, grande, però stiamo un gran colpo perdendo. di testa. E siamo senza le cose. Mazzeo, grazie a questa rete. Niente, non è destino. Secondo me questo è il segno che deve succedere qualcosa nella stagione comendiana. 1-0 dunque. Dopo questo gol i prossimi minuti Troppe saranno voci vogliono lo fondamentali zoccolo per di capire che ritorno direzione dopo. Perché prendere la va a finire che perdo Bisogna anche i giocatori dello rimanere sul zoccolo. pezzo e non far ripartire subito gli avversari. Riceve in ottima posizione. Cerca un numero. Voci li vogliono lo zoccolo. Bell'anticipo. Secondo me mettere le gene in Serie B è stato quello l'errore. E il primo tempo finisce qui. Le squadre escono dal campo dopo i primi 40 Come non amare il minuti. culo. Una sola rete messa a segno finora, ma la partita è ancora lunga. Non è stata una prestazione molto convincente, possono fare molto meglio di così. Devono recuperare fiducia, Sconfitta non anche farsi pesantissima prendere per la dalla smania di classifica. rimontare. Si riprende con il secondo tempo. Il Venezia ha ancora un tempo Qua ci giochiamo davanti, tutto, nulla è raga. perduto, ma deve assolutamente affrontare questo secondo tempo con un approccio completamente diverso e prendere in mano la partita fin dal primo minuto Qua della ci giochiamo ripresa. tutto. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. E Digno. Impossibile tirare in queste condizioni, lo hanno intrappolato. Il Cume mentre corre piange. Decide di Gli manca sfruttare troppo la il suo fascia. recobino con i denti perfetti. Vai Zucco. Scodella il cross. E Digno di testa. Veneziano. Scappa dalla palla. Ha paura Veneziano. Ha paura. Ha paura della palla. Da quando c'è... Provano a ripartire da Lo dietro. zoccolo scalpita. C'è la palla lunga in avanti. Mazzeo si fa vedere per ricevere. Vedremo. Crollo atroce. Bruttissimo fallo in aria. Hanno offerto Crollo la migliore atroce. opportunità di segnare. Il Venezia sembra finito. Il Venezia sembra veramente sull'orlo del baratro. Parata di Viviano. Ci tiene in corsa. Vediamo se è il segno. Era finita, era tutto finito. Lo spettro della Serie C era ormai imminente. Ma Viviano ci salva dalla C. E adesso vediamo se è il segno. Situazione spinosa. Solo adesso possiamo valutare questa cosa. Dalla C alla A. Il passo è breve. Vediamo. È occasione persa questa, sbagliato l'ultimo passaggio. Al centro c'è sempre meno spazio, bisogna essere precisi e veloci nel passaggio. Adrian Stojan. Mamma mia. Delusioni atroci. Il Venezia primo in classifica come che sta prendendo il Sant'Elena. E soprattutto ha perso l'uomo di riferimento. No, rigore c'era, che sparo l'ha ammazzato. Noto marcature asfissianti, non si concede niente. Qui ci sono in campo giocatori che solo con la loro presenza mettono paura. No, la squadra veramente sta giocando non sta giocando a calcio. Sta tirando una palla così a caso. Sarà l'inizio della fine. Devono riprovarci. Questa potrebbe essere la strada giusta per riaprire la partita. Non hanno altra scelta. Solo Mikel fa qualcosa. Proprio così. Guarda che roba. L'azione si stava facendo pericolosa, ma ha preso bene il tempo e si è messo in mezzo. Almeno un pareggino, dai. Sembrava Un pareggino che stessero rubato. per concretizzare un'azione iniziata bene. Vai, Zigo. Dovranno riprovarci. Zucco, bravissimo per Abate. Eccolo qua David. Vai David Beckham. Vai David. Veneziano all'incornata. E Veneziano c'è. E silenzio. E Veneziano c'è. Il Sant'Elena esplode. Il Penzo esplode. La Laguna esplode. Speriamo di no. La pareggia. Questo era il segno che volevamo. Adesso la vinciamo, cazzo. Si riparte, di nuovo in parità. Beh, direi che questa partita Ci vuole la chat concentrata, sì, cazzo. Veneziano l'ha messa. E comunque Ignazio Beckham. Ignazio Beckham. Stiamo al cane perché non aveva ancora fatto niente. Grande Ok, Digno. anche in questi minuti. Non è detto che finirà così.
Veneziano per il Zigo. Sì, ma Zigo, ragazzi, ha la velocità di un cioccolataio L'estremo a difensore Tarvisio. calcia lunga. No, no, Edinho, madonna, Edinho di testa è la cosa più indegna che l'umanità abbia mai Scatta creato. verso il pallone. Stanno facendo di tutto per vincerla. Secondo me attaccheranno fino allo scadere. Il Venezia ci prova senza cambi, con la squadra morta. Edinho non esiste più, Edinho non è più un giocatore, ormai è un ectoplasma. Palla È la in versione di sul Eyman pallone. nera. Però la prende Veneziano. Questo non è un Venezia, questo è cuore allo stato purissimo. Abate, la mette in mezzo. Zigoni no, Zigoni no. Ha fatto tutto alla perfezione. Ma il portiere si è esibito. Mamma come gioca questo Venezia. Senza il suo uomo, senza l'uomo dal sorriso perfetto. Edinho. Edinho, per Zigoni, ti prego Zico. Me l'ha regalata al portiere. Ci siamo svegliati un po' alla fine. Va bene il pareggio, peccato. Si vede in parità. Tifosi che sembrano subito- Almeno non perdiamo punti Adesso su la live partita è or no. molto intensa e ha proposto comunque diverse occasioni. Eccoci qua, Luca. Allora, qual è la tua opinione sulla gara? Ma entrambe le squadre si sono giocate la gara secondo le loro possibilità di questo momento. Buon pareggio. Vediamo la classifica. Ci vede a 3 punti sul Crotone. Si fa pesante il distacco accumulato dall'Empoli. Così, a caso. Adesso ci riposiamo, questo è importante. Andiamo a Cremona per staccare il biglietto della Serie B, della Serie A. Coppa Libertadores. Ma ci prendono per il culo anche. Ma ci prendono per il culo. No. Ok, non c'è neanche magari. Cioè, bene. Non ho parole. Prossimo match. Si va a Cremona per staccare il biglietto per la Serie C239. La Serie C239. La squadra è carica, a parte Modulo. Mamma come la vinciamo questa. Mamma come la vinciamo. Hanno messo per aggiungere squadre, hanno messo comunque anche come si dice, le squadre della MLS. Penso che sia per quello, per metterne di più, perché sennò era un casino. Scusa, a me non dispiace come cosa. Decisamente pessimista che dice: se vendessi candele il sole non tramonterebbe mai. Ma basta, carezza. Basta, carezza, perché sei un po' carezza. Vai, raga, sì, il sole splende alto, anche qualcos'altro splende nel cielo. Vai, Zigo. Perfetto per giocare una partita di pallone. Di pallone, come i bambini sotto casa, quando si fanno le pipette e poi senza lavarsi vanno a giocare a calcio. Questo impianto sportivo è la cornice ideale per ospitare incontri di questa importanza. Occhio. Partita già in corso di svolgimento. Felicioli comunque non fa rimpiangere Molinaro, onestamente, proprio non sentiamo minimamente la mancanza del Moli. Vai Cume. Mamma il Cume. Stop, perfetto, passaggio inaccettabile. Eccolo qua, piccolo Eyman. Voglio il gol di Eyman, voglio il piccolo Eyman. È uguale, cazzo, ma è identico. Solo la carnagione è scura, ma per il resto è uguale, no? Non sono riusciti a trovare lo spiraglio giusto per entrare in area, la loro azione si conclude qui. Veneziano, eccolo qua lo schema Beckham veneziano. Cross di Abate. Solo il Cume può trascinare il Venezia alla Serie A ormai. Noi siamo un passo dal baratro. Noi siamo un passo dalla C. Piccola la mette in mezzo. Mamma mia. Mamma mia. Traversa parata mi sembra. Fa sportellate con il suo marcatore. Trova il compagno in buona posizione. No! Occasione da rete. Mamma mia che culo. E hanno sfiorato il gol.
La conclusione è uscita, peccato, almeno avrebbe potuto impegnare il portiere. Veneziano spondona che non riesce. Stiamo giocando con 2 attaccanti con velocità media 75. Cerca l'uomo là davanti. Veneziano vuole lo zoccolo. Michel prova a giocarla in profondità. Zigoni vuole il lancio filtrante, la butta via e fa respirare la difesa. 3 punti di vantaggio sono niente. La C è vicina, come ha detto il buon Guy. Edigno. Veneziano. Cerca di sfruttare gli spazi. Vai Zucco. Calcio Buona d'angolo. lettura difensiva, sarà però calcio d'angolo. Grondelli. Quanto mi manca il sorrisone. È ben Quanto posizionato mi manca, e amore spazza via la palla. Abate. Da lì può segnare. Edigno. Opportunità di ripartire. Nessuna delle due squadre fino adesso è riuscita a superare il proprio avversario. Camporese. 0-0. Vai Eyman, bravissimo Palla di Guy. nuovo sotto il loro controllo. Zigo, bravissimo per il cume. Vai Guy. Bravissimo Veneziano, dai Guy. Mettila in mezzo Guy. Ah, peccato. Piccolo. Cioè chissà perché c'è il nome di Piccolo e dopo non c'è il nome di Veneziano. In verticale. Perché PES non c'è PES che spazio? Ho cominciato io PES sul tubo. Cioè, dovrebbero regalarmi 10 copie al giorno, cazzo. E scrivere il mio nome ovunque. Io sono PES. E a pochi minuti dall'intervallo, Piccolo Fallo. con il fallo. Bellissimo, vai Aba. Vai Abatone, vai David. Cross di Abate. Tutti. Mi manca, sì, mi manca un po' lo zoccolo, mi manca. Recuperano il possesso del pallone. Chissà, se andiamo in A magari ci può essere qualche sorpresa, non lo so. Recupera palla con un ottimo intervento. Falicioli. L'azione si stava facendo. E il primo tempo finisce qui. Nessuna delle due squadre è riuscita a bucare la rete avversaria. Sarà interessante. Primo tempo buono, però abbiamo rischiato più noi, quindi lo 0-0 ci va anche bene perché la Cremonese ha preso una traversa e un gol praticamente fatto. Errore di pochissimo proprio, cioè. Squadre che entrano negli A fil di spogliatoi palo. senza aver inaugurato il tabellino. Vediamo se i Dai, discorsi Cron. mister caricheranno le molle degli attaccanti. Il direttore di gara ha dato via alla seconda frazione di gioco. Dopo l'intervallo sono sicuro. Dai, che bravi. Oh, attenzione, il cubo di velocità. Non è vero, infatti. Peccato perché si era Peccato. un'occasione interessante. Troppa esitazione? È difficile dirlo. Questa sicuramente la doveva sfruttare meglio. Magari radio. Veneziano sbaglia un gol veramente facile. Clayton. Parigini. Marini. Abetini. Non ricordo su FIFA. Abetini. La palla in profondità. Ci mette il fisico. Vai David, con questa attenzione, palla. Bex. Ecco. Clayton. Si chiama Clayton. Clara Clayton. Clara? Scusate, sono un leggero appassionato di Ritorno al futuro. Finora le squadre sono riuscite a neutralizzarsi a vicenda. Allarga il gioco. Occhio. Pallone in aria. Cremonesi. Zigoni. Vai Zigo. Cioè Zigo stoppa la palla veramente come una persona con dei problemi. Con tutto il rispetto. Fa avanzare l'azione. Ritorno al futuro, ragazzi. Cioè, È possibile tirare in queste condizioni, lo hanno avrò visto intrappolato. tutti i film 1000 volte l'uno, ma la faccio piccola. Forza. Lancio lungo del portiere. Un grosso appassionato di cinema, però il film che mi piace di più è
Guy e i suoi fratelli, film hard dove Guy interpreta un toro scatenato. Sulla fascia, in profondità. Sulla fascia, è libero. Cross al centro. Beh, bello! Bel gesto tecnico. Dai, Zucco. C'è la palla Senza Recoba la squadra fa fatica, c'è niente da fare. Poteva essere un'azione importante, difesa però ben posizionata. Ottima pressione la sua. Palla Dai recuperata. Zucco, dai Zucco, dai Zucco, dai Zucco, dai Zucchino, dai Zucchetta mia. Ma zio, sì, ho capito tutto, però. Parigini. Parigini. Se si scatena così caressa Parigini, le parigine? Intervento scorretto, sanzionato dall'arbitro. Aspetta, sì. Ho fatto 2 volte, L'ho fatto. L'ago della bilancia potrebbe pendere da una parte o dall'altra, non si sta Sì, sembra sì. risparmiando L'ho messo, ho fatto giusto, Andre, il mio nuovo mister. Dopo Branchini. Sarei che sarete dato di riportare il tennis in live. Stanno provando a cambiare il risultato fino all'ultimo. Uno sforzo encomiabile. Prova a cambiare la Sono un po' sbilanciato però situazione. così. Questo errore potrebbe essergli fatale. Ok. Prova il cross. Grande intensità anche in questi minuti. Non è detto che finirà Vai così. Abate. La gioca in profondità. Ha la possibilità di Vai andare Cume. verso la porta. Vai Cumino. Ti prego, Abate, se mi fai il cross, giuro che Francone diventa l'idolo indiscusso di tutto. Ecco. Vabbè, comunque l'altro idolo Francone con quella vocina bellissima. Ora devono avere solo fortuna. Grazie, ma non ho capito chi scrive su radio, c'è chi è l'amministratore della pagina. Vai, vai Felicioli, rendimi felice. La gioca all'indietro. Mamma mia. Mamma mia. No, Edigno, no, 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 Eman non le faceva queste cose, Eman era un perfetto pittore, cazzo. Secondo pareggio consecutivo. Finisce così. Non c'è Zica, grande Zica. piuttosto deludente, una partita molto Vabbè raga, facciamo l'ultima e poi vorrei dare un saluto allo giusto zoccolo risultato di parità, ma insomma, su per Discord. concludere l'analisi, a te invece che partita è sembrata, Luca? Perché psicologicamente sono ancora un po' scioccato, sicuramente nella prossima live non ci sarà più il ricordo di Recoba, ma solo la voglia di dominare il mondo. Un punto, ai ai ai. Venezia Pordenone, ecco, magari questa portiamola a casa, grazie. Indigno è morto. Vabbè. Final match. Sì, oggi non avevo intenzione di stare tantissimo oggi. Oggi doveva essere più che altro il mercato, vedere qualcosa, invece è andata così. La domanda che ci stiamo ponendo è: pioverà o non Final pioverà? match. Vabbè, sì, le domande, madonna. I tifosi coraggiosi che si sono presentati in massa allo stadio quest'oggi sfidandole in certe condizioni meteo. Gli arbitri che preferiscono avere il massimo di visibilità, i giocatori che vogliono il campo. Dai, cerchiamo di chiudere bene e poi nella prossima live finiamo la stagione. Perché vedo che stai scrutando il cielo. Benvenuti Senza a il tutti pensiero voi del che ci nostro seguite, uruguagio invece, che ben se n'è andato accoperto così. da casa. Questo impianto sportivo è la cornice ideale per ospitare incontri di questa importanza. Aramu, Si è cominciato subito, primi tocchi di gioco. prova importante per Aramu, un'occasione d'oro, che Edigno, ragazzi, non si è rivelato un acquisto non propriamente fenomenale. È identico a Eman, per carità, questo glielo concediamo, però solo quello, per il resto, Palla recuperata. giocatore mediocre. Luca Schiavetti.
Camporese. Michel. Michel. Zigoni. Dai, anche un 1-0 rubato, basta che la vinciamo. Decisione in questi primi minuti. Pronto? Bravissimo Vivia. Poteva essere una conclusione decisiva, ma Vai, Crondelli. il difensore ha fatto il suo dovere. Niente, la squadra non c'è proprio più. Riceve la palla. A questo punto potevamo prenderlo Lopez. Ottimo dribbling. Felicioli, molto solido, il suo intervento difensivo non si è fatto superare. Buona lettura difensiva, sarà però calcio d'angolo. Michelotto. Para con grande sicurezza. La butta in mezzo, c'è il colpo di testa. Ok. Grande parata dell'esterno difensore. Il portiere ha risposto presente quando c'era bisogno di lui. Intervento pregevole. Ok. La partita bene, non sono riusciti ad arrivare in area però. Vai Venezianone, Brondelli. Sono un po' giù. La squadra è giù. Bisogna ravvivarla con un gol. Vai Cron. Riesce ad intercettare. Zucco. Veneziano. Zigo. Mi viene da piangere. Mi viene da piangere. Almici. E il punteggio è ancora inchiodato sullo 0-0. Luca Schiavetti. Crisi mistica. Arriva sulla palla e interrompe l'azione. Dai Fei, crediamoci. Ecco l'occasione di contropiede. Bellissimo Veneziano per Zigo, ma Zigo. Zigo ha fatto bene nelle prime partite, ma perché, cioè, più che altro servono gli assist di dire cosa. No, sono troppo depresso da Alvaro. L'esecuzione un po' meno. Avrei preferito perdere Veneziano, sinceramente. Ma Recoba era troppo incisivo, quando era in forma le vinceva da solo le partite. Veneziano non ha questa capacità. Si fa trovare pronto. Ah, appena finisco questa partita arrivo subito. Siete in webcam, chi voglio vedere Zinc in web col baffetto. Almici. Primo tempo che scorre via. Schiavetti. E trova il compagno. Contrasto irregolare. No, su segnano. Bravo Gabriele, questo è lo spirito. Sì, ma se costa 100.000 miliardi la vedo un po' dura. Primo tempo che finisce. Se andiamo in Serie A al primo posto, magari il presidente ci regala un po' di soldi. Vai, ultimi 45 minuti di una live iniziata bene, da primi classifica, finita comunque vale, insomma, bene in classifica, possiamo anche non essere più primi, ma comunque secondi, terzi massimo forse, però un punto, due, ma senza lui. Molinaro! Camporese riesce a rubargli il pallone. Vai Deli, vai Zigo, ma non posso pretendere i passaggi profondi. Di prima con Zigoni, sono anche un pirla però. Cerca il pallone filtrante, ma c'è il recupero della difesa. La giocata troppo corta. Il suo sguardo di scusa al compagno dice veramente tutto. Lucas. Dai ragazzi.
Luca Schiaretti. Ok. Brutto intervento, fuori tempo, calcio di punizione. Beh, qui gli è Sì, andata sì, bene, ovvio, sì, poteva ovvio. essere punito con il cartellino. Ciao Vincenzo Foggiano. Ciao caro. Passaggio intercettato, si interrompe il fraseggio. Riceve il passaggio. Cioè il Penzo è ammutolito. Ah, attenzione, striscione con scritto Recoba ci manchi, veneziano non vale niente, è solo una merda, vogliamo Rec. Si fa trovare sulla traiettoria e Grazie. tenta un'azione Grazie ai tifosi rischiosa. che supportano il Lungo passaggio in Cume. avanti. Non impensierisce la difesa. Il veneziano piange. Mentre gioca piange, bellissimo, una scena commovente. Sembra il Titanic, perde acqua da tutte le parti. Questo è il Cume, signori, un uomo che piange mentre È corre. l'autore del fallo. Cioè, Eyman Palla spamma come intercettata. un porco, è pazzesco. Esempio perfetto di marcatura. Puoi far gli hanno tutto, Gai, lo sai impedito che di ti amo. andarsene via palla al piede. Passaggio smarcante, ora deve segnare. Perde il duello fisico con l'avversario. Dai, dai! No, mi scappa via. Scodella in avanti. Scodella. È posizione irregolare però. 2 sostituzioni, rapida successione. Oh, grazie Provano Andre, a grazie che me lo sfruttare la ricordi. velocità Teniamolo dell'arbitrato sotto per mettere in d'occhio pressione Andre per lo l'avversario. zoccolo. Mi sembra un uomo che sa il fatto suo, eh. Vabbè, mettiamo i Digna, tanto che cazzo abbiamo da perdere. Ormai. Entra Eyman. Doppia freccia. Tutti proprio a cannone l'ho messa. Tutti in avanti. Rischiamo il tutto per tutto. Solo per voi ragazzi. Cazzo col Pordenone però. Ottimo il fraseggio. Lucas. Non avremo mai la controprova con Rec, Sono però. ancora reti inviolate e il tempo passa. L'avversario ha avuto la meglio. Cerca di pescare il compagno col filtrante. Palla che torna nella zona del portiere. Speriamo perdano tutte dietro, così rimaniamo primi, ma la vedo alquanto difficile. Il Torese commette un'infrazione prontamente sanzionato dall'arbitro. Lo so che mi sbilancio, ma che cazzo devo fare? Devo vincerla questa. Grande intensità anche in questi minuti. Non è detto che finirà così. Dai Zucco. Vai Abate. Cioè Abate ancora non è stanco, perché non ha fatto niente Abate oggi. Ha la possibilità di andare verso la porta. È in ottima posizione. Viviano dice di no. Attenzione alla respinta. L'ho pagata e vai. È un gol che mette L'ho una forte pagata. ipoteca sulla gara. C'è poco tempo ora. Il portiere non è riuscito a bloccare e allontanare questa palla e l'autore del gol non si è lasciato sfuggire l'occasione. Ottimo senso del gol qui. Ha capito che il portiere avrebbe respinto ed è piombato sulla palla. Luca Schiaretti, ricordiamolo, ha portato a casa la terza rete nella stagione. Bravo! E il risultato, conclusione! Palla vagante. E vaffanculo Eyman! E vaffanculo Eyman! E segna Eyman! E segna Eyman! Il portiere è stato bravo sulla prima conclusione, ma non ha potuto nulla sulla seconda. Bel movimento e istinto da Grande Eyman, grande Eyman. È rimasto in zona pericolosa e lui è Mamma mia, ci teniamo a galla veramente senza Hanno Rec. trovato la parità proprio nei minuti finali. Il portiere la spedisce su. Dai, un po' di culo, ti prego. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Andiamo a segnarlo solo 1-0, no? Palla che Peccato. supera la linea laterale, sarà rimessa. Beh, direi che adesso è il recupero del recupero. Luca Schiaretti.
Vai. E l'arbitro chiude Finisce qui la così, partita. 1-1, se Punto salviamo per il salvabile, ma... l'equilibrio. Partita che finisce in pari, ovviamente. Sentiremo poi in settimana nelle interviste se i due tecnici saranno rimessi Vabbè. soddisfatti. Prossimo live speriamo di finire la stagione. Siamo ancora primi, cazzo, siamo ancora primi. E questo può essere un bel segnale. Grazie Evan per il gol del pareggio, a questo punto fondamentale. E la prossima è col Perugia, con la maglia meravigliosa. Raga, saluto dal comandone veneziano, Eman ci salva dal baratro, siamo senza Recoba, siamo senza tutti. Ma l'unica cosa veramente certa di tutto questo è solo una. Molinaro era veramente il pezzo forte della squadra. Vabbè. Ciao Marco Potolicchio. Va bene, va bene, va bene. Raga, un saluto dal comandone veneziano. Buonanotte, fate i bravi, divertitevi. Io adesso vado sul canale dello Zoccolo per un saluto a dei ragazzi stronzi ma simpatici, a volte. Guy, dolce Guy. Ma quanto stai a spammare?